Salve a tutti, sono Serena in arte Sciara. La mia passione per la musica, che dire, nasce praticamente dal principio della mia esistenza. Ho iniziato con i concerti di musica classica all'età di un anno e mezzo, mi raccontano. Poi ho iniziato con la danza e subito dopo ho scoperto la musica. In tutti questi anni ho coltivato musica e canto contemporaneamente, ma fino all'età di 31 anni, quando ho scoperto un aspetto di me che non conoscevo, la scrittura. Ho cominciato a scrivere canzoni, ho preso uno di questi brani e l'ho portato ad Area Sanremo Tour 2019 ed è arrivato in finale. Da lì ho scelto poi di fare un disco, un EP di 6 brani e ho messo in scena uno spettacolo con la mia direzione artistica. Da lì tanti concerti bellissimi con dei musicisti favolosi. Poi ho scoperto anche che mi piaceva il mondo dei club e ho iniziato ad esibirmi nei piccoli locali con formazioni in duo o in quattro. Al momento porto in giro i miei brani proprio con queste formazioni, Shara and the Gang e Shara and Man. Sono le due principali con cui collaboro. Per il 2025 che dire, una marea di programmi. Abbiamo avuto un periodo di stop un po' tutti nel 2020-21 e questo forse ci ha portato un po' a credere di più nei nostri progetti, a credere di più in noi stessi. Al momento collaboro con due etichette diverse per la produzione dei miei nuovi brani che ho scritto, sono circa 15 ma penso che ne produrremo 6. E poi collaboro con un coro gospel con il quale lavoro in realtà da molti anni. Uno di questi brani con loro sta proprio nel mio disco all'inverso. La mia artista preferita in assoluto è Etta James. L'unico rimorso è quello di non aver visto mai un suo concerto. Per il resto, cosa posso dirvi? Non vedo l'ora di portare finalmente alla luce dei brani che stanno in cantiere da troppo tempo e non vedo l'ora di condividerli con voi. Vi abbraccio forte, Sicilianaria, grazie per questa bellissima intervista.